Ed eccoci qui per un altro vlog. Ciao e buongiorno. Allora, oggi sono sì, è lunedì mattina. Di solito lunedì mattina non è che esca molto, cioè di solito esco il pomeriggio, ma siccome che questo pomeriggio mettono pioggia e anche domani, ho preferito fare tutto questa mattina, anche perché ieri ci ho provato 3 volte, questa mattina una a caricare un video. Non ne voleva sapere di caricarsi. Riuscivo a vedere riesco a vedere i video tranquillamente senza che l'internet mi salti, però sul caricamento non ne voleva sapere. Rendetevi conto che il miglior risultato che sono riuscita ad ottenere è in mezz'ora 25%. Al parcheggio di Vedelago, dove di solito vado per caricare i video quando succedono questi casini, in 15 minuti mi si è caricato tutto. Ok, nel frattempo però poi, visto che avevo tempo ed era presto, ho pensato, già ci ero passata per andare al parcheggio di Vedelago e poi quando sono tornata indietro ho visto che era ancora libero di andare al supermercato perché avevo pensato che se non c'è troppa confusione di farmi un po' di spesa, visto che i granetti che adesso vi faccio vedere quali sono, il sacchetto è stato aperto, visto che ieri era domenica ma non si è fatto niente perché pioveva. Poi ho preso le patatine perché sono state aperte anche le patatine ed erano finite anche quelle, per cui mi sono fatta un po' di spesa, per cui adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere cosa ho preso stamattina. Intanto questo è lo scontrino, in totale ho speso 63,64 €. Allora, ho preso una confezione di acqua, una confezione per fare i pancakes, visto che ho ancora mezza confezione di sciroppo d'acero, ho deciso di riprendere un'altra confezione e di finire il sciroppo d'acero, visto che è aperto. Non so neanche se è aperto, abbia una scadenza che si accelera, boh, non ho neanche guardato, comunque è da 8-15 giorni che è aperto il sciroppo d'acero, per cui ho pensato di prendere questi. Nel limite, se il siroppo d'acero è scaduto, ci metto o la marmellata o la Nutella, poi vediamo come li faccio. Poi ho preso Mister Muscolo Sturatubi perché ho il tubo, quello del rubinetto della cucina, che 3 giorni scende l'acqua normalmente, poi si incanta, fa fatica a scendere l'acqua e ci butto sempre questo. Poi ho preso questa, la piadina del mugnaio bio, una confezione di scotonelle, carta igienica, un pacco di pane, visto che venerdì scorso ero andata per prendere il pane a legna, quello che di solito prendo al venerdì, ma ho trovato chiuso. Ho preso un po' di pane al supermercato. Queste sono le patatine che ho preso. Ho preso la grigliata, quelle ondulate, e poi ho preso queste all'olio di oliva, sempre del marchio Amica Cheese. E questi sono i granetti, i bibanesi. Io prendo sempre questi, vengono mangiati tranquillamente, per cui questi sono i granetti che di solito prendo. Passiamo al sacchetto. Allora, continuo a prendere queste creme zuppe calde, anche perché oggi sono 6 gradi e non è molto caldo, e qui sopra verso i monti hanno messo che c'è anche la neve. Allora, ho preso la crema di piselli e il minestrone di verdure. Poi ho preso una confezione di Pompadour tè allo zenzero e limone, una confezione di Wüster, una confezione di uova, visto che ho visto che hanno la scadenza bella lunga perché scadono il 23 del 3, per cui praticamente 22 giorni sono validi, ho deciso di prenderli, anche perché facendoli sodi e poi togliendo il giallo e fare un condimento con tonno e maionese, vi devo dire che mangiarli così mi piace. Una confezione di zucchero,
un tramezzino prosciutto e funghi. Poi ho preso questo pasticcio alle zucchine, avevano il pasticcio di carne, come si chiama, la parmigiana, e basta come pasticci. E avevano anche gli gnocchi, però gli gnocchi li avevo presi la scorsa settimana, questa volta ho deciso di prendere il pasticcio alle zucchine. Visto che non lo vedo spesso questo ragù pronto, visto che l'ho visto, ho deciso di prenderlo e casomai lo divido in due, perché in teoria, vedendolo così, per me ci sono praticamente quattro porzioni qui dentro. Lo divido in due e lo congelo due porzioni, visto che siamo in due. E poi qui sotto ho preso la cioccolata, questa qui limone e zenzero, questa qui al peperoncino e questo nocciolato nori. E poi ho preso anche le sottilette. Questa mattina che avevo voglia di provare a prendere il cheddar, quel formaggio al giallognolo che di solito ci mettono sugli hamburger di fast food, avevo deciso quasi di prendere quello per fare la piadina che vi ho fatto vedere prima, però poi mi sono accorta che proprio non c'era, allora ho preso le sottilette. Poi ci dovrebbe essere, eccola qui, ho preso questo trancio di mortadella IGP, vedremo se è buona oppure no. E qui il restante sono, a parte il limì, il restante sono bibite tra orange soda e Pepsi Cola. E questa è tutta la spesa che mi sono fatta questa mattina. Adesso mi strucco quel poco trucco che ho, perché ho fatto esclusivamente la base, messo un rossetto in stick di Huda Beauty Wedding Day e messo il mascara. Ho qui messo un po' di primer di Natasha Denona per uniformare la palpebra e non ho fatto nient'altro. Adesso mi cambio, mi metto comoda, metto via la spesa. Se è un po' prestino, perché di per sé sono le 10, e per cui poi vediamo a mezzogiorno cosa combino, cosa decido di utilizzare per primo. Se scade per primo utilizzo il pasticcio, se no una zuppetta, perché in frigo di zuppette ne ho altre due, però una mi scade sabato e una lunedì, per cui adesso le utilizzo in base alla scadenza. Ok, vado a struccarmi. Ho deciso cosa fare a mezzogiorno, la zuppa trentina, e questa qui è quello che c'è all'interno della confezione. Mangiato questa zuppetta, come c'è scritto qui, che c'è dentro i funghi champignon e l'orzo, è vero, ho mangiato anche qui che, come vedete dalla foto, ci sono i fagiolini. Comunque vi devo dire che non era niente male, però per un mio gusto aveva qualcosa di leggermente piccantino che non mi ispirava molto. Comunque diciamo che è andata mangiata. Oggi pomeriggio credo di non fare niente, nel senso di non uscire, perché mettono pioggia sia oggi pomeriggio che tutto domani. Il bel tempo dovrebbe tornare mercoledì, salvo cambiamento delle previsioni. Non so se conoscete il profumo Bottega Verde alla camellia d'inverno, però c'è sulla boccettina questo diamantino con fiocchetto messo qui con un elastico, però aprendo e chiudendo il tappo questo elastico non sta qui, va a infilarsi qui dentro e non riesco più a chiudere la boccetta, per cui ho deciso di toglierlo. Siamo a martedì mattina, come previsto. Ieri mettevano pioggia anche oggi, per il momento non piove, infatti questa mattina sono riuscita un attimo ad uscire. Mettono pioggia verso mezzogiorno, però non saprei dirvi. Però prima di uscire sono riuscita a cambiare le lenzuola della camera, del letto
e che sono qui da lavare. Qui c'è altro macello di capi da buttare in lavatrice. Diciamo che la lavatrice è quello strumento che se non è un giorno è il giorno dopo, va sempre. A questo mezzogiorno di fare il pasticcio che vi ho fatto vedere nelle clip precedenti, quella spesuccia che ho fatto che c'era il pasticcio, visto che ieri non è andato mangiato, lo mangio questo mezzogiorno, perché ieri sera ho fatto sempre della spesa che ho fatto. Ho fatto la piadina con la mortadella e la sottiletta. Questa è stata la mia cena di ieri sera. Poi ci ho aggiunto delle uova sode fatte però con il tuorlo, il giallo praticamente schiacciato, messo una scatoletta di tonno e della maionese e rimesso nel centro del buchino del bianco dell'albume cotto, e quella è stata la mia cena di ieri sera, per cui oggi penso proprio di fare il pasticcio. Questa sera ho voluto fare questa crostata all'arancia con questa marmellata di arancia rossa di questo marchio, il Gusto di Sicilia. Di questo marchio io avevo preso anche quella al limone, ma vi dico che la marmellata al limone veramente non mi è piaciuta, mentre questa di arance mi è piaciuta e ho fatto questa crostata. Come novità ho messo questo aroma di fiori d'arancio che è così in bustine ed è tipo una polvere. In ogni bustina ci sono 2,5 grammi di prodotto, io ne ho messa mezza bustina e vi devo dire che non è niente male, è la prima volta che provo questo tipo di aroma. Come ingredienti per la pasta frolla vi dico che ho messo 150 grammi di farina, 90 grammi di zucchero, un uovo, un cucchiaino di lievito pieno, un pizzico di sale. Il problema è il burro, che il burro non l'ho pesato, l'ho messo ad occhio, ne avevo più o meno un quadrettino più o meno così e l'ho messo tutto. Poi ho anche con il burro ho anche unto la pentola, ma comunque quello vi dico che non l'ho pesato. E comunque la scoperta è stato questo aroma che è del marchio Molino Rosetto, aroma naturale senza glutine, ideale per dolci. Sono rimasta veramente sorpresa e soddisfatta di questo aroma. Infatti qui prima di fare questa clip ho preferito assaggiare un po' il dolce e vi devo dire che è buono. Eccomi qui che siamo a mercoledì mattina, ho fatto un giretto e sono passata da Sephora, sono andata a curiosare le borse primaverili che stanno arrivando, anche perché io di solito la prendevo dalla Victor Shop o qualcosa del genere, che c'era un negozio dentro i Giardini del Sole, ma l'hanno chiuso, e per cui sono andata a vedere in piazza Castelfranco che c'è un negozio che si chiama Reginato Pelletterie, che borse che hanno. Ho curiosato solo che le vetrine, non sono entrata, anche perché volevo farmi un'idea ed entrare e chiedere di curiosare, visto che hanno belle vetrine belle grandi. Mi sembrava inutile entrare e non prendere niente, per cui ho curiosato solo le vetrine. Ne ho viste di carine della Guess, della Liu o qualcosa del genere, e quelle solite che prendo io dell'Ime Not ne avevano di due tipi, però guardando sull'email che mi è arrivata a me della nuova collezione non le ho viste guardando sul sito, che me le sono perse io. Comunque è appena l'inizio stagione, per cui, perché anche perché una della Guess era bianca, per cui logicamente non la metterei in questo momento. Un'altra sempre della Guess era a fiori, che mi piaceva anche quella. Come prezzi erano sulle 140 euro e mi piaceva anche quella a fiori, ma il mio ragionamento è sempre stato quello di dire sì, le guardo, però le porterei il mese prossimo, per cui
visto che non è una cosa che utilizzo subito, ho pensato inutile che adesso la prenda, perché mi sentirei a disagio con una borsa così primaverile estiva. Aspetterei più avanti. Poi ho guardato quelle dell'I'm Not, c'erano questo sfondo bianco con i fiorellini di ciliegio, carine anche quelle, ma con il stesso discorso, troppo primaverili per il momento che si sta vivendo, che io ho ancora il giubbotto invernale, perché non è quella temperatura che si è esplosa la primavera. Per cui lì ho solo guardato, sono passata da Sephora, sono andata in agenzia viaggi a prendermi il catalogo dell'Abaco Viaggi per i viaggi qui primaverili, estivi, autunnali, giusto per curiosare cosa propongono e vedere cosa eventualmente fare. Sono andata a pagare una bolletta, poi volevo passare anche in pasticceria a prendere, perché la settimana scorsa che ero andata in pasticceria avevo visto una crostata arancia e zenzero, ma non l'avevo presa e avevo pensato, beh, la prendo la prossima settimana, però non so nemmeno io se, perché visto che domani mattina è giovedì e devo uscire ancora per il fatto che c'è il mercato agricolo e vado a prendermi la verdura lì, per cui avevo quasi stavo un attimo pensando, visto che ormai sono le 10, sì, beh, a parte che farei in tempo come orario, però stavo quasi pensando di lasciare perdere questa pasticceria per oggi e di andarci domani mattina, visto che anche, come vi ho fatto vedere nella clip precedente, ho fatto anche la crostata, per cui per oggi, se si vuole qualcosa di dolce, ho fatto la mia crostata. Per quanto riguarda il make up, sugli occhi sto continuando, oggi mi sono data al colore, sto continuando a sperimentare con la Blonde Lash di Jeffree Star, l'ultima palette che ha fatto, e quest'oggi ho deciso di puntare sul colore. Ho provato il colore rosso a mettermelo qui e devo dire che non è niente male anche questa colorazione rossa, che di per sé è un po' particolare mettersi il rosso sugli occhi, però visto che ho anche la palpebra cadente, diciamo, dà giusto quella linea di colore che non è che mi dispiaccia molto. E sì, mi piace anche stando normale così, vedendomi questo punto rosso chiaro, mi piace anche come mi sta. Ok, poi vi farò un attimo sbirciare cosa ho preso da Sephora. Non avevo il 20%, l'ho presa con il 10%, perché infatti quando mi ha chiesto ma vuoi anche dell'altro, ho detto no, questa mi ero fissata che la volevo, il resto vedo se mi arriva il 20% e vediamo, insomma, perché a parte io mi sto facendo una lista di prodottini che voglio acquistare. Qualcuno col 20 sicuramente lo riesco a recuperare, altri prodotti sono quei marchi che Sephora non sconta, per cui adesso vediamo nel tempo come mi divido le spese che mi sono organizzata. Ma intanto questa mattina una cosa è partita e l'ho presa. Ok, adesso mi avvio e poi vi faccio un attimo vedere cosa.